che ci hanno preceduto potesse essere trasmesso ai giovani e che un domani possano accogliere questa eredità, questo messaggio che ci ha voluto lasciare. Per cui la targa è una targa che è molto, molto semplice nell'interpretarla e si potrà capire subito il significato che abbiamo voluto dare, e tenendo anche presente che noi siamo tutti chiamati a seguire queste orme, a impegnarci, a continuare per il futuro, perché questo villaggio possa svilupparsi e possa sempre essere un luogo di fede, un luogo di formazione per tutti i giovani. Pronti per l'alza bandiera? Pronti, capo. Alza bandiera! San Giorgio! Italia! San Giorgio! Italia! San Giorgio! Italia! Gli esploratori di tutti son fratelli, volan per aria alle fanfare i canti, giovani esploratori, avanti, avanti. Con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio. Preghiamo. La prima preghiera è quella personale e silenziosa. Propositi giusti e santi, donaci il tuo aiuto, perché possiamo attuarli nella nostra vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, vive, regna con te, nell'unità dello Spirito Santo. Cristo è colui che ci rende uno, pur diversi per provenienza, pur diversi per carattere, pur diversi, Cristo ci rende uno. E chi è Cristo? Il Vangelo oggi è chiaro, è colui che è vita. Il cristiano, noi che dovremmo essere tali, dovremmo essere persone di vita e non di morte.
passo la parola al padrone di casa che ha conosciuto tante persone che sono venute qui e ha potuto apprezzare anche il loro impegno e quanto hanno fatto. Grazie, buongiorno e grazie agli amici della Stella Polare per l'invito a partecipare a questa giornata a ricordo di Aldo Braida. E questo villaggio è ovviamente il filo conduttore che ci fa ricordare Aldo. Ricordo bene la sua prima venuta in municipio, mi pare fosse la primavera del 93. Io allora ero dipendente e fui subito coinvolto dal sindaco di allora in qualità di tecnico comunale addetto alle specifiche leggi sul terremoto. Non posso negare che da parte dell'amministrazione l'incontro veniva accolto con un po' di scetticismo, perché si veniva dalla disavventura riguardante il villaggio qui di fronte e si temeva di ripetere gli errori già commessi. Ma tale scetticismo andò via scemando man mano che sentivamo le parole di Aldo. Man mano che traspirava la sua bontà d'animo e la voglia di fare per il prossimo, per i giovani, per lo scautismo, per il nostro Friuli. Da quel giorno la collaborazione è stata totale e improntata alla reciproca sincerità, scaltrezza e condivisione. Testimonianza di un tanto deriva dal fatto che il comune fra la fine del 93 e l'ottobre del 94 riuscì ad acquistare tutti i terreni, tutti, badate bene, mediante accordo bonario. Ci accordammo su chi affidare le pratiche peritali e catastali, la Stella Polare modificò lo statuto e la forma societaria e il 10 giugno 94 si sottoscrisse l'atto di compravendita della parte più sostanziosa del villaggio, quella cioè comprendente i prefabbricati e l'area sulla quale poi sarebbe stato edificato l'edificio cucina e refettorio. E in questo periodo non so quanti incontri, quante discussioni, anche accese, perché è normale che gli interessi delle parti ogni tanto non collimino alla perfezione, ma il tutto sempre con grande rispetto reciproco. Ogni tanto poi si finiva per discutere sulle posizioni diverse che avevamo rispetto alla fede. Lui profondo credente, io un po' meno. Ci sarebbero tanti episodi ed aneddoti da raccontare, che comunque io custodisco gelosamente nel mio cuore. L'ultimo, quando all'inizio del 2003 passai a trovarlo a casa. Seppure visibilmente provato, non mi parlò della malattia, mi parlò della propria sofferenza, ma mi parlò del quel dal meeting. Dei lavori di manutenzione che necessitavano per rendere più funzionale il villaggio, dei programmi per l'estate successiva. Mi congedò con il solito sorriso e con un mandi. Saluto a tutti e ci vediamo lassù. Purtroppo di lì a poco sarei tornato io con Mons. Sono passati 10 anni da allora e quest'oggi siamo qui a ricordarlo, semplicemente come voleva lui, nel suo villaggio. L'amministrazione comunale, a perenne ricordo di questo grande uomo e grande amico, ha avviato le procedure per intitolare via Aldo Braida la strada che da via della Fontana raggiunge il villaggio. Ci pareva il minimo che potessimo fare. Grazie. Io ho vissuto per 50 anni assieme ad Aldo lo scautismo e l'attaccamento al villaggio. L'ultima parte era l'attaccamento al villaggio. Abbiamo fatto questo cammino al villaggio che, diciamo così, con tutte le persone che ci hanno aiutato,
dobbiamo dire, e sono anche qui presenti, dobbiamo dire che poche altre persone, cioè tutte le altre persone lo possono invidiare. Da 10 anni lui ci manca, però noi che veniamo a Villaggio a lavorare 3, 4, 5, 10 volte, diciamo almeno 7 volte sicure, no? Più le altre volte che sono durante la settimana, quando veniamo qui io in particolare vedo Aldo, e Aldo da quando è mancato mi manca, e come manca a tutti quanti. Aldo è stata una persona altruistica al massimo, perché lui ha osservato un articolo della legge che dice che lo scout è amico di tutti e fratello di ogni altro scout, e questo per quello è un villaggio scout. Io mi auguro un grazie innanzitutto a tutti quelli che aiutano alla manutenzione del villaggio. Ringrazio le amministrazioni comunali che si danno da fare, si aiutano in tutto e per tutto, anche diciamo tutta la parte diciamo così teorico-pratica, ecco, no? E dico soltanto, caro Aldo, dacci una mano a continuare, perché può darsi che dove lui adesso sarà un villaggio come l'abbiamo noi, un villaggio scout. La parola Aldo in germanico antico vuol dire vecchio saggio. L'ho scoperto l'altro giorno andando in cerca un po' l'etimologia della parola. E mi viene in mente, per gli scout qui, su Scoutismo per ragazzi, scritto da Baden-Powell, a pagina 48, c'è una bellissima immagine dove la didascalia dice questo: c'è il lupetto che guarda l'esploratore che guarda il vecchio scout, scopritore di nuovi sentieri. Io direi che Aldo Braida era questo. Io penso che se noi adulti riusciamo a copiare da Aldo Braida, riusciamo veramente a cambiare il mondo e renderlo migliore, perché lo spirito qui dentro c'è, come dicevi tu prima, si sente aleggiare questo fuoco che lui aveva dentro, che è rimasto, che è lo spirito che ci deve animare tutti, perché dobbiamo farcela a lasciare quest'Italia migliore di quella che abbiamo trovato.